A proposito di feste e friulanità, in occasione della festa della Patria del Friuli, il Cittafiera ospita una mostra allestita da Arlef e Filologica Friulana. Vediamo. Valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo friulano. Questo è l'obiettivo della mostra allestita al primo piano del Cittafiera in occasione della festa della Patria del Friuli. L'esposizione, frutto della collaborazione con l'Arlef e la Società Filologica Friulana, comprende due percorsi, uno dedicato alla lingua friulana e alla sua promozione e l'altro all'identità friulana. Riteniamo che proprio in questi momenti di globalizzazione, con tutti gli aspetti problematici che questo comporta, l'idea di coltivare la propria lingua, quindi la propria identità, la propria storia è molto importante, proprio per evitare, io dico scherzosamente, un effetto frullato nel futuro, ma che ogni popolazione, ogni cultura possa essere confrontata e essere portata in dono alle altre. Quindi per amare anche le altre identità bisogna intanto imparare ad amare la nostra identità. E Cittafiera vuole essere un centro dove non si propongono solo beni e servizi, ma anche dei valori, e questo dell'identità e della lingua friulana è un valore importantissimo. Ci dà la possibilità di partire, diciamo, da quello che riguarda le comunità, insomma, linguistiche di tutto il mondo alla peculiarità friulana, che è una peculiarità decisamente importante, che annovera ovviamente non solo il friulano ma anche il tedesco, lo sloveno e ovviamente la lingua italiana, che fa da cappello a tutte e tre. Per cui ritengo che questo sia uno degli assaggi importanti e forse anche direi indispensabili per quello che riguarda la festa del Friuli. Il Cittafiera, che è un punto di aggregazione naturale, ha dato questa possibilità all'Arlef ma anche alla Società Filologica Friulana, che quest'anno compie ben 100 anni, di poter esprimere tutta la friulanità.